Stiamo all'inizio di un sogno bellissimo. Finalmente il vostro stabilimento di trasformazione delle olive. Avete cominciato l'anno scorso con l'olio e siete arrivati a questo primo approdo che vi consente oggi di lavorare autonomamente le olive. A quanti ettari siamo arrivati? Siamo arrivati a 330-340 ettari di uliveto. Questo che vediamo qua cos'è? Noi che facciamo? Raccogliamo le olive in campagna. La raccolta delle olive è un'arte perché avviene a mano. Le olive vengono scaricate in questi cassoni. Questa è una modalità nuova di lavorazione. L'utilizzo di questi cassoni scorcia un po' i tempi di lavorazione e si risparmia in fatica dei dipendenti. Dopo la pesatura sono lavorate nell'impianto di calibrazione, quindi vengono sollevate e versate in questa tramonta. Le ragazze tolgono le foglie, le olive mature, le olive che non sono esteticamente perfette e vanno a finire nella calibratrice e suddivide appunto per calibro o dimensione. Questo è un primo calibro che si chiama superior, sono piccoline anche queste, però quest'anno ci sono poche olive e anche queste sono richieste dal mercato. Tra large, appunto, questo è il calibro centrale, quello più richiesto, per colossal. Poi c'è la mammut e super mammut. Questa si chiama salvaprodotto, questa rete di plastica che si mette. Vengono pesate nuovamente ed etichettate. Pone l'etichetta, va a collocare il fusto assieme agli altri. Il fusto sarà lavorato questa sera, questa notte, fino a domani mattina. Quest'anno farete 7.000 fusti? No, ne faremo meno. Quanti? 4.000. Sono venduti e stravenduti. Ne abbiamo tantissime. Se ne avevate di più, ne avete di più. Sono tutte le olive fatte oggi. Queste sono lavorate col metodo Castelvetrano, sono quelle dolcificate attraverso una soluzione di acqua con una bassissima percentuale di soda caustica, vengono deamarizzate. Questa deamarizzazione, che comporta una sorta di cottura delle olive, viene bloccata con il sale. Loro intanto riempiono il fusto con acqua e soda. Poi, dopo un tot numero di ore, quando riterranno che le olive sono buone, la cottura dipende dalla maturazione delle olive, quindi giocarla nel momento giusto è tutta arte del sodista, quindi di Giuseppe e di Marco. Appena loro ritengono che la cottura, quindi il processo di deamarizzazione è andato a buon fine, bloccano questa cottura con il sale e qui sopra vengono apposti 7 kg di sale. Poi quando il sale si scioglie verranno praticamente chiuse definitivamente perché questa è la lavorazione completa.